La nostra vita è già piena di robots, anche se non ce ne accorgiamo. Le macchine hanno sostituito tante funzioni che prima venivano svolte dagli umani, dalle aspirapolveri intelligenti che fanno tutto da sole, a quelle che avvisano se un cibo va male e così via. A Napoli una mostra ne esalta i differenti usi e ruoli, ospitando i prototipi più interessanti al momento a disposizione sul mercato. La mostra, che si tiene al Teatro delle Dellandia, si avvale del supporto scientifico della Federico II, che sulla robotica è l'avanguardia tra gli atenei italiani. Lui è Alpha Pro. Questo è uno dei tanti prototipi che insomma vengono studiati e vengono realizzati in questo periodo. Ma per fare cosa, professore? Perché noi abbiamo un'idea dei robot anche come un po' come un aspetto ludico, in realtà i robot possono fare tanto. Questo, diciamo, è utilizzato come robot di compagnia, nel senso che serve a intrattenere i bambini, la famiglia, può diciamo, fare delle coreografie e così via, quindi è un aspetto a metà tra il ludico e il sociale. Poi ci sono, sempre qua alla città dei robot, altri robot tipo Pepper e altri robot che vengono invece anche utilizzati da un punto di vista terapeutico. In realtà che cosa sta avvenendo? Perché è importante una manifestazione come la città dei robot? Perché i robot sono stati utilizzati come tecnologia affermata per l'assistenza dei bambini, l'assistenza degli anziani, nonché l'assistenza delle persone bisognose di diciamo, un'assistenza o psicologica oppure fisica, tipo non so, le persone colpite da ictus. Però noi, la popolazione di mezzo, non ha ancora avvertito il bisogno di questa tecnologia. Le applicazioni possono essere innumerevoli, ma quelle che sicuramente destano un grande interesse sono quelle che riguardano il sostegno alle persone fragili, dai bambini agli anziani, e in questo senso le sperimentazioni sono già a un livello molto avanzato. Questo simpaticissimo robot si chiama Pepper e questo è uno dei tanti strumenti che voi usate nel campo della robotica per anche risolvere problemi pratici alle persone che hanno difficoltà. È così? Sì, è vero. In particolare questo robot noi l'abbiamo utilizzato in alcune sperimentazioni di assistenza domiciliare agli anziani. Quindi abbiamo messo un robot del genere in casa di persone, a volte anche con lievi disabilità cognitive, e la cosa impressionante è che abbiamo visto che in realtà le persone anziane hanno accettato il sistema. Quindi mentre all'inizio c'era un minimo di diffidenza sull'utilizzo di questi sistemi, ovviamente a Napoli la persona anziana, no, che devo fare io con questa cosa a casa, in realtà poi hanno trovato utile e anche di compagnia a volte avere il robot a casa. Che cosa fa? In che cosa è utile? Quello che fa semplicemente è da una parte monitorare la vita dell'anziano, quindi rendersi conto se succede qualcosa di anomalo, Quindi di strano. tutti i parametri medici. Ma anche quello che fanno durante la giornata, perché per esempio pensiamo a una persona con un lieve Alzheimer può incominciare ad avere dei comportamenti strani e il robot si rende conto se qualcosa di strano succede. Però poi fa anche intrattenimento, per esempio può tenere compagnia alla persona, può incentivare la persona per esempio a comunicare con l'esterno, quindi a contattare amici, familiari attraverso la sua tecnologia. Quindi fa sia da assistenza che da monitoraggio.